Ben ritrovati cari telespettatori e telespettatrici, una nuova puntata dello Scrigno all'aria aperta, perché proprio per rispettare da una parte le norme anti-Covid, dall'altra per sentirci un po' più liberi, vi raccomando, se volete, se potete, vaccinatevi. Oggi siamo a Selvis di Remanzacco con un volto storico di quelli che sono gli appassionati delle due ruote, dei motori. Sono con Roberto Tonuti, che ringrazio e saluto. Buonasera. Buonasera. Allora, Tonuti, intanto finalmente raccontiamo per bene questa che ha 50 anni. Esattamente, io ho cominciato 50 anni fa, forse anche prima, e con la passione delle due ruote ho cominciacio a giocare da piccolo e fino a quando sono diventato vecchio e gioco ancora. E che cosa troviamo qua dentro? Adesso abbiamo circa 100 moto d'epoca che partono dal 1915 fino agli anni 50. Ecco. Come comincia la tua passione? La mia passione col mio primo mosquito quando avevo 16 anni, e dopo non ti accontenti mai, prendi la moto più importante, dove vai a cercare quelle vecchie, trascinarle che sono proprio di recupero, e noi le torniamo a mettere in vita fino a quando vai in moto. Sono tutte funzionanti? Diciamo l'80% funzionanti, certe sono conservate che si possono anche mettere in moto facendo i motori e lasciarle conservate. Senti, allora noi cominceremo con Luigino Squalizza, le due fisarmoniche che sono alle nostre spalle, e poi andremo a curiosare all'interno di questo museo. A Selvis di Remanzacco è arrivato anche il sindaco, il nostro Paolo Bassi sta già riprendendo il primo cittadino di Remanzacco, che andremo a sentire fra pochi istanti. Ma qual è il pezzo più pregiato alle nostre spalle? Diciamo i prezzi, qualche volta non vuol dire il prezzo, ma diciamo l'antichità della moto. Infatti ti ho chiesto quello più pregiato, non più prezzato. Diciamo sono le moto da corsa degli anni 20, 30, 40. Allora vediamo con Squalizza, così gli faccio fare la presentazione a lui. Cosa ci fai sentire in questo brano inaugurale? Allora facciamo un po' di vilotte friulane, visto che anche la sindachessa era presidente del gruppo Liste Lutis di Udine e tuttora ballerina, fa parte. Sono arrivati adesso anche i rinforzi, il Liron e un'altra fisarmonica, un giovanissimo che si stanno preparando. Allora facciamo una bella carrellata di vilotte friulane partendo con l'Allegrie. Molto bene, Tonuti, ma questo è un luogo dove di fatto sono radunate più di 100 moto. Sì, più o meno 100 moto, dai. Ecco, e oltre quelle macchine invece c'è l'area rinfreschi e feste? Di là c'era mio cugino che aveva il museo, adesso è tutto fermo lì. C'ho anch'io qualche macchina, ma io sono più appassionato di moto.
Ecco, questo è anche un luogo dei Folketi Trail, la sede, no? Il museo. Sede Folketi Trail, poi di là verrai a vedere, ci sono anche 3 Folketi Trail vecchi d'epoca, tipo Mario che ha 85 anni, che poi gli facciamo fare una suonata anche a lui, e anch'io li accompagnerò, perché io faccio sempre parte, sono stato il promotore dei Bintars, e dopo dei Bintars ho fatto Folketi Trail, il fondatore, ecco. Allora, vediamo se il sindaco che è qui con noi. Allora, buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, appassionata di moto? Di moto, ma anche di musica, perché quando parli di Roberto Tonutti parli sì delle moto, che è il primo amore, però non dimentichiamo che il secondo amore è la musica. Infatti oggi vediamo delle splendide fisarmoniche, vediamo che sono arrivati altri amici musicisti, per cui oggi una grande kermesse di musica e motori. Sindaco, il folklore scorre nelle tue vene. È grandissimo la mia passione per il folklore, infatti io questi musicisti li conosco perché fanno parte anche di gruppi folcloristici di cui faccio parte anch'io. Anche a Remanzacco abbiamo una tradizione, il gruppo Key di Bocal, che esce durante la manifestazione di Carnevale, e Tonutti è stato anche lui, ha partecipato alla nostra sfilata con le sue moto, per cui un bel gioco assieme, un gioco di squadra per il nostro paese, per la nostra comunità. Allora, il sindaco rimarrà con noi per questa puntata dello Scrigno. Là ci sono delle persone che arrivano dalla Francia. Da dove arrivano? Ma me li ha portato un mio amico, arrivano dalla Francia, quei signori lì, hanno le gonnelline, sì, mi piacciono, ecco. Chi è che mi aiuta col francese? Venga signora, oui, mi chieda da dove arrivano, se magari lo sa già. Oui, le monsieur vous demande d'où vous venez. Je viens de Valence, dans la France. Dove sta? Valenza, Francia. Che zona è? Dans quelle région c'est? Rhône-Alpes. Drôme, Ardèche. Drôme Ardèche non è traduttibile in italiano, è veramente una regione della Francia. Senta, ma e il gonellino? Sì, pourquoi vous portez le... Le gonelline? No, no. normalmente, scusatemi, ma è in inglese. En moto, Mhm. c'est très agréable de rouler en kilt. Ah, in moto è molto gradevole di... Tira l'aria? Che l'hanno capita? Se l'ha presa d'aria, Bassi. Ma quindi scusi, loro sono partiti in moto Vous êtes parti en moto comme ça? Oui. Ouais. Sì, col gonellino, Sì, yes. sì, ho capito. E quant'è che stanno in Friuli? una settimana mi hanno detto. Une semaine, tu resti ici. Une semaine après. Ah, dopo vanno in Spagna. Sempre col gonellino? Toujours avec la jupe? Toujours, caro chéri Bassi. Te capì? E che moto hanno? Quelle moto avez-vous? Custom. Un custom. Che cosa le è piaciuto di più del Friuli? Qu'est-ce qui t'est plu ici au Frioul? Ah, les montagnes, c'est très joli. C'est... Le montagne molto belle Et les filles aussi. Très jolies. e le ragazze. Loro sono coppia, sono marito e moglie? Ma No, non siamo sposati. no. No, perfetto. Anche lei abita in Francia? Vous êtes marié? Ah, eccola là. Ça, c'est sa femme. Bassi, abbiamo trovato la moglie. Venga, venga. La sua moglie. È un grande momento. È molto contenta, signora? Si, si. Oui, beaucoup. Tanto, beaucoup vuol dire tanto, no? Non fumiamo perché non dobbiamo mostrare che fumiamo, che è brutta, non bisogna fumare. Perfetto. E lei che cosa fa da queste parti? Dove abita? A Remanzacco, a Remanzacco. Però le sue origini? Allora, sono delle Valle, ma sono qui in Italia da 20 anni. Ormai è friulana. Sì, ma i genitori friulani, ovvio. Invece quel ragazzo là è francese pure lui? No. Tu es français? Sono friulano vero. Presentati. Sono Beltrame Gianluca, sono il presidente dei Cani e Porci e apparteniamo come sezione al motoclub Associazione Motociclistica Friulana e sono un collaboratore di Roberto, sono quello che le vernicia tutte le moto, in poche parole, un amico e collaboratore. Senti, Cani e Porci è un nome impegnativo. Sì, perché quando abbiamo ideato 15 anni fa di fare il nostro motoclub abbiamo detto facciamo una festa e chi verrà a questa festa? Ma tutti, cani e porci, da lì ci siamo chiamati così.
non abbiamo nessun ostacolo con nessuno, quindi cani e porci è aperto a tutti naturalmente. Senti, e quel signore là chi è? Il signore là è uno del club che è con noi dall'inizio, da tanto tempo, lui è delle forze dell'ordine, è un carabiniere, è con noi da sempre e oltre che essere uno di noi è anche un amico che Senti, avete dimostrato in occasione di motoraduni non direttamente organizzati da voi che il vostro supporto non lo fate mai mancare. certo, perché prendiamo in considerazione soprattutto che la collaborazione deve esserci sicuramente fra motoclub. Oggi collaboro io, domani collabori tu e solo così possiamo andare avanti perché comunque siamo delle piccole realtà sul territorio e quindi bisogna collaborare per forza. Che cosa significa avere la moto? È tanta storia, nel senso che le due ruote è libertà, e poter anche andare dove si vuole, si prende, ci si rilassa in moto, è tanta cose, non è solo una. Allora, nel museo di Tonutti qui c'è storia. La tua prima moto risale a? 88, 11 del 5 dell'88, Che moto era? un Touareg Aprilia 350. Ne parli ancora con un senso di ammirazione. È stata la moto che ho preso quando ho fatto 18 anni. 18 anni un giorno avevo la moto. Allora, direi che possiamo andare in pausa per la prima volta. I nostri amici francesi, oui, ci salutano, quindi dobbiamo fare ciao. Ciao! Se dite ciao Bassi, au revoir Bassi, Au revoir et merci. Au revoir et merci. Ha detto merci, ma invece era Bassi. Qua- Au revoir et merci. Au revoir, merci. Oui, ça va très bien, caro Bassi. Come si dice pubblicità in francese, ragazzi? Ah, la pubblicité. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Nous, on fait la publicité pour Luca, pour son accueil chez lui. Fermiamoci. Merci, Luca. Sì, certo. Ringraziamo Luca per la sua accoglienza e la sua gentilezza. Dobbiamo andare in pubblicità adesso. Ok. Pubblicità. A tra poco. Seconda parte dello scrigno, la inauguriamo ancora una volta con la musica e con, prima erano in due, quindi un duo, adesso sono diventati quattro, quindi gli Squalizza sono capaci anche di moltiplicarsi, quindi andiamo con la Fontane. Fontane.
Luigino, me li puoi presentare? Te ti conosciamo, sono arrivati anche? Ecco, abbiamo le nuove generazioni, abbiamo Gabriele di Tricesimo, dopo abbiamo Paolo Treu, viene da Udine, il fratello. Ecco, quest'anno compiamo 40 anni di attività, la prima serata l'abbiamo fatta a Lusevera nel 1981, quindi sono 40 anni di battaglie. E si continua. Si continua pian piano. Allora adesso andiamo da questa parte, vorrei tornare un attimo dal sindaco di Remanzacco. Allora sindaco, so che Tonuti ci sta aspettando all'interno, che cosa significa per il territorio avere... È il suo museo, insomma è una ricchezza per il territorio, e benissimo anche la tua trasmissione Daniele, perché ci aiuta a promuovere questa bellezza che abbiamo, ma soprattutto premiamo la passione di Roberto e di tutti i suoi collaboratori, perché hai visto, ha tanti amici che condividono con lui questa passione, questa libertà sulle due ruote, mi sembra di aver ascoltato prima che ha detto un motociclista, e poi è bello anche questa unione, questo cooperare, questo collaborare, no? Per vivere questa passione, oltre che sulle due ruote, anche con momenti di convivialità e di incontro. Abbiamo bisogno dopo il Covid di ritrovarci, sempre seguendo le misure anti-Covid, però è importante ritrovarci e condividere momenti belli come questi. Ecco, permettimi di manifestarti ancora una volta, l'abbiamo fatto al telefono anche perché a te il Covid ha fatto tanto male, anche perché si è portato via papà e mamma. Purtroppo nel giro di una settimana i miei genitori mi hanno lasciato causa Covid, per cui questo è un grandissimo dolore. Ho avuto tanta solidarietà da tutti, siamo stati il primo comune, io e mio figlio siamo stati fra i primi colpiti dal Covid a marzo 2020 e a marzo 2021 il Covid mi ha portato via uno dei beni più preziosi che ho, i genitori. Briz, noi siamo con te. E dobbiamo dire grazie alla comunità di Remanzacco e dintorni, perché se Paolo mi fa sta cortesia vorrei mostrarvi il piazzale del museo di Roberto Tonuti. Guardate le macchine che ci hanno raggiunto e quindi le persone che le hanno condotte fino qua, veramente è una trasmissione che abbiamo organizzato in una settimana e la risposta è stata eccezionale. Sì. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che soprattutto Roberto ha saputo creare, no, attorno a sé questo gruppo di persone. Parlavo appunto prima anche con un nostro amico, anche questa sua passione per la musica accanto ai motori è un collante, perché la musica sempre con le sue note ci regala grandi emozioni, come le emozioni ce le regala quando sentiamo l'accendersi delle moto, ecco il rumore e questo gruppo di motociclisti che vediamo passare lungo le nostre strade, insomma ci fa piacere. Sindaco, rimani con noi perché vorrei interpellarti ancora. E allora entriamo in questo museo dove c'è Roberto Tonuti che sta dialogando con una socia del motoclub Morena. Allora, dobbiamo spiegare, è diviso per epoca, per tipologia di motorizzazione. Spiegaci. Sono un po' miste adesso, non è che sono miste, non sono per ordine di età, diciamo. Cominciamo con la più vecchia, che sarebbe una Bianchi del 1915. Andiamo a vederla, così ci spostiamo da questa parte. Qual è? Vieni Roberto, che così riusciamo a... Eccola qui, la Bianchi, che è questa. Questa qua, una Bianchi è un 500, trasmissione a cinghia, che l'avevano dato anche all'esercito della Prima Guerra Mondiale. Io non so come facevano andare perché per mettere in moto e partire in quelle moto lì è un po' difficile. In quella volta non c'era altro. E veniva usata dall'esercito? Anche dall'esercito, dopo l'hanno fatta anche civili. Che velocità poteva raggiungere? Sui 70-80 all'ora. E davanti cosa troviamo? Allora, davanti c'è l'illuminazione a carburo, praticamente col gas, no? Il carburo, praticamente sono dei pezzi di carburo sotto, c'è una gocciolina d'acqua che si registra con un registro, butta giù a goccette, crea il gas e tu accendevi davanti e facevi la luce. Laborioso. È un po' laborioso, anche pericoloso, perché se scoppia lì quando guidi non so se mi spiego tanto. Questa funziona ancora? Sì, sì.
Dopo magari la proviamo a accendere, magari Questa qua no, perché è tanto tempo che ferma. Perché... facciamo sentire una, la scegli tu. Sì, sicuramente. Senti, quella Norton? Quella Norton lì è una Norton del 1924, un 500 TT da corsa, una uguale correva Nuvolari, c'è anche la foto lì di Nuvolari. È una moto molto rara, sì, del 24, una moto di quelle lì è difficile trovarla, ecco. Senti, che manutenzioni? Come manutenzione io le faccio partire tutte fino a quando non sono a posto, le faccio partire con la prima pedalata, se no mi arrabbio. Questa che moto è? Questa è una Bianchi 175 del 26. Anche lì una motina già che faceva 80 km all'ora in quella volta. C'ha le valvole in testa, era già abbastanza moderna in confronto di quelle con le valvole laterali. Senti, ma qua se uno aveva l'amorosa non poteva caricarla? L'amorosa doveva prendere un 500 possibilmente, col sediletto dietro. Altrimenti niente, lei stava a casa. O se no con la moto andava lui dall'amorosa, no? Casa però se l'amorosa va a farsi un giro era impossibile. Lì è difficile un po' il discorso. Senti, la tua prima moto? La mia prima moto, ho avuto un Mosquito 48 quando andavo a scuola ancora a Malignani. Praticamente il Mosquito col motorino che si montava sulla bicicletta col serbatoio dietro, quindi non si pedalava, ecco, era già una cosa di lusso. E queste signore che... Venite un attimo così vi scambiamo due parole. Presentamele tu. Allora, non darle le spalle alla telecamera. Questa è la nostra amica, anche lei appassionata di macchine d'epoca, no? Paola, lei è di origine siciliana però è friulanizzata, simpatizzante friulana ed abita a Mariano de Friuli. Maria è la mia compagna. La mia compagna da 25 anni mi toccherà tenerla, ecco. Maria? Maria, venga un attimo, ma senta, il suo compagno Tonutti, venga qui. Ci tiene più alle moto o a lei? A tutti e due. Non la trascura? No. Ma e se c'è da fare un giro la domenica? Sì, sempre. Sempre dietro? Sì, sempre. Non ha paura? No, non mi piacciono le moto. Quindi voi vi siete conosciuti grazie anche a questo mondo? Sì, wow. Un po' così, un po' là, dai. Ci siamo conosciuti in altre parti, però altre occasioni. Però lei è appassionata di moto, ecco. Signora, venga, Mariano del Friuli è un'altra località con una grande vocazione delle due ruote. Sì, delle due ruote sì, noi siamo appassionati, mio marito ha una Guzzi che ha restaurato Roberto, che è la fine del mondo, se potessi la metterei anche in salotto, ma non mi sta, è vero, però sì, bello andare in moto, bello. Il suo primo giro in moto quanti ne aveva? Avevo credo una quarantina d'anni quando ho incominciato ad andare in moto con mio marito. Un tempo non si vedevano tante donne in motocicletta, adesso... Mio marito è stato sempre vespista, da giovane era vespista, e si andava in Vespa, ma le moto erano un po' meno, perché diciamo che la Vespa forse era più classica per le donne, perché ti sedevi di fianco come una volta. Allora, ringraziamo questa signora di Mariano del Friuli, ma di origini siciliane. Noi adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo con Dario Colacca. Terza parte di questa puntata dello Scrigno ancora all'aria aperta, vi ricordiamo che siamo nel Museo della Moto di Roberto Tonutti, quindi un po' di storia di quella che è la passione dei motori, e tiriamo indietro la lancetta almeno di una cinquantina d'anni. Ritroviamo Dario Colacca che ci aveva raggiunto nella puntata di Pasian di Prato, dove abbiamo celebrato i 55 anni del gruppo folcloristico pasianese. Una rapida? Una rapida, c'è una signora distinta, anziana, che si reca a farsi il vaccino. Si reca a farsi il vaccino, pulisce la sedia, si mette lì, si siede, si tira via la giacca e il vaccinatore gli trova un tatuaggio di un uomo mezzo nudo sul braccio. Gli fa: ma signora, mi vergogno per lei che è così distinta con un tatuaggio del genere. La signora lo guarda e gli fa: non è un tatuaggio, è una voglia. Squalizza accenna un sorriso. Ne hai un'altra?
ma ce n'è una sui Centauri, Ponte del Diavolo a Tavagnacco, gruppo di Centauri che arriva. Il Ponte del Diavolo a Tavagnacco o Cividale? Cividale, scusa. Posso fare una gaffa, no? E c'è una donna che si vuole buttare giù. Scende il capo, va da questa donna e fa: senti, a me non mi interessa perché ti vuoi buttare giù, ti chiedo solo prima di buttarti giù se mi dai un bacio. Allora questa gli dà il bacio, il Centauro rimane estasiato da questa cosa, gli fa: senti, ma perché una donna come te vuole buttarsi giù dal ponte? E fa: perché mio papà e mia mamma mi hanno detto che devo smetterla di vestirmi da donna. Bassi è alla mascherina Bassi, quindi non capisco se ha fatto ridere. Andiamo con la Staiare. Staiare. Molto bene, grazie a Squalizia e ai suoi. Io, Paolo, vado da questa parte e vado a incontrare questi tre signori che arrivano da Gorizia. Allora, intanto lei è un proprietario di motocicletta, immagino. Certo, un appassionato di vari tipi, dall'Harley Davidson sempre d'epoca 28 fino a Bimota 81, l'Averdale SFC 73 e via dicendo. Senta, ma quando era più giovane, qual era il suo mito? Il mio mito quando ero giovane, Agostini non si può discutere. Ma poi tutti i Barishin, Pasolini, personaggi favolosi nel mondo del motociclismo, e anche perché una volta nel motociclismo, oltre a correre, ti dovevi aggiustare la moto da solo. E quello era proprio il pilota. La moto dei suoi sogni è arrivata o è rimasta la moto dei suoi sogni? La moto dei miei sogni no, non è arrivata, ma però diciamo mi accontento di quello che ho. Anche perché sono un felicissimo possessore di una moto Guzzi presa dal signor Tonuti poco tempo fa, di cui ne vado molto fiero. Che anno è? 37, un V, bellissimo, che mi è sempre piaciuto. Dove la tiene, in camera da letto? Se potrei sì. Allora, io direi che vogliamo mostrarvi, appunto, vedete, qui per gli appassionati delle due ruote c'è veramente il ben di Dio, e guardate con che ordine sono state disposte qui nel museo di Roberto Tonuti, che è qui alla mia sinistra. Ti chiedevo prima delle manutenzioni, queste non dico che sono come i cristiani, ma voglio dire hanno bisogno delle loro attenzioni. Ma Dio, sicuramente no, sì, non è una moto nuova, però se è fatta bene, metti a posto le compressioni, le correnti, eccetera, eccetera, deve andare come una nuova. Io prendo su una moto che ce l'ho là del 1930, io riesco a fare, posso fare anche 500 km. Con la calmetta, sì, non corrono, però se la moto è fatta bene, hai capito, no? Senti, quei caschetti,
Cosa sono? Ci sono delle vecchie lattine di olio, allora fa tutto pandan, diciamo così. Quelle nella vetrina? Sì, tutte oli d'epoca, le lattine vuote che fanno arredamento, diciamo così. Senti, a proposito di olio, funzionavano, si rompevano più le moto un tempo o si rompono più adesso? Dio santo, in quella volta gli oli erano quelli che erano, adesso con gli oli nuovi è più semplice, no? Le fai andare benissimo, ecco. E quei caschetti vicino alla bilancia? Sono dei caschetti d'epoca, sempre di quell'epoca, degli anni 30, degli anni 40, degli anni 50. Fa arredamento al museo, diciamo così, anche distributori, se tu guardi in giro, le tabelle anche, no? Tutte quelle sfilate sopra lì, quei numeri lì, sono tutte partecipazioni che ho fatto io. Quelli in alto? Sì, quei 94, sì, 111 sì, ma che mancano di quelle poche perché ho girato un po' tutta l'Europa. Ai raduni, alle partecipazioni, gare d'epoca anche adesso ogni anno facciamo a Varano, diciamo Asimoto Show si chiama, partecipano circa 3.000 moto, comunque è una cosa unica al mondo che stanno facendo e vengono da tutto il mondo. Allora vado da questo signore che si chiama? Gianluca. Cognome? Zanmarchi. Partiamo un po' dall'evoluzione un po' della storia motociclistica, no? E quindi l'evoluzione della tecnica, ed è questo un po' il bello di tutte queste motociclette, perché si parte con dei concetti meccanici primordiali che poi dopo nel tempo, negli anni si sono sempre più evoluti fino a raggiungere quelle che sono le tecniche di oggi che riguardano l'elettronica e tutti i materiali, la sofisticazione che si è raggiunta oggi, no? Però qui c'è proprio il concetto della meccanica applicata, a partire dagli anni 50, però poi qui dagli anni 20 in poi a seguire. Ogni anno veniva portata, queste sono tutte delle Moto Guzzi, alla nostra destra abbiamo delle Gilera, ogni anno veniva, oppure la Bianchi, sono un po' queste delle motociclette, quella lì la Bianchi o la Benelli, sono un po' delle ammiraglie per il tempo, no? Delle motociclette non proprio popolari e alla portata di tutti, anche per una questione di costi. Dobbiamo tenere presente che negli anni 20 e 30 la motocicletta era un po' il mezzo di trasporto maggiormente utilizzato, a differenza di oggi che c'è l'automobile. Poi dopo negli anni 50 c'è stato un cambio quando la Fiat fece la 500 e quindi era molto più pratica da utilizzare a parità quasi di costo rispetto ad una motocicletta, no? Comunque garantiva il fatto di poter viaggiare in caso di brutto tempo senza bagnarsi. Queste sono delle motociclette del fine anni 20, queste sono molto interessanti, sono delle moto Guzzi da corsa con caratteristiche simili ma comunque diverse. Questo è un pezzo da 90, oserei dire. Questo? Sì, questa è una moto molto rara, una Guzzi 250 4M, nata specificatamente per le competizioni con i carter in magnesio, una moto di un certo prestigio. Un'altra moto molto prestigiosa è questa, una moto che ha vinto tutto si può dire, no? È una campione d'Europa come dice Roberto, una Guzzi 500 4 valvole, una Guzzi 2 valvole, sempre 500, è un modello prima. Ecco, notiamo quello che dicevo prima. Un piccolo esempio, no? Il freno di questa è un freno a tamburo, mentre quella che è più vecchia è un freno così chiamato a cerchietto. Ora rallentavano più che frenavano, non è che ci si poteva affidare molto all'uso dei freni, no? Né io né tu eravamo nati, ma si cadeva anche all'epoca? Per forza si cadeva e ci si faceva anche male, esattamente come oggi. Consideriamo che al tempo le strade erano di ghiaia, con tutte le buche, tutto quello che ne consegue, insomma, no? Allora, grazie a Zanmarchi e sulla strada
o meglio su questo corridoio trovo un certo Amirati, Sergio, che è il presidente del Motoclub Morena. Con lui ci sono alcuni dei soci, prima ho sentito anche dei bei rombi, poi andremo a vedere chi era arrivato nel piazzale di questo museo di Selvis di Remanzacco. Sergio, intanto siete reduci del terzo motoraduno nazionale. C'era il Covid, abbiamo un minutino ma poi riprendiamo da te, tiriamo la linea, è andata bene, molto bene. Benissimo, poi la nostra tappa del motoraduno è stata fatta anche qui al museo, sono stati dei complimenti delle persone che hanno visto delle moto incredibili, è quello che state guardando anche adesso e continuate a vedere, quindi uno spettacolo, come si potrebbe dire, dei motori, della natura, uno spettacolo bellissimo, una storia incredibile. E noi abbiamo avuto la fortuna di avere la possibilità dal signor Roberto Tonuti di poter venire qui con la visita, per noi è stato un successo veramente incredibile, tutti contenti, bello, veramente una cosa stupenda. Guardate che alle spalle mie di Amirati che muraglia di moto tutte in fila a farsi ammirare. Noi adesso andiamo in pubblicità, chiudiamo qui la terza parte dello scrigno, torniamo qua subito dopo la pausa pubblicitaria, 2 minuti e mezzo. Quarta parte dello scrigno, stiamo andando molto veloci ma qui c'è molto da raccontare, potremmo fare 2 puntate della nostra beneamata trasmissione. Sonia Meneghin è una zavorina, ricordiamo, Motoclub Morena. Sì, salve, sono entrata da poco e conosco il Motoclub Morena appunto grazie a 2 carissimi amici, Mario e Orietta, e sono felice di far parte di loro perché sono simpatici. E tra l'altro anche mi ospitano a fare i giri in moto, nel frattempo che prenderò la moto il prossimo anno. Quindi predilige una tipologia di motocicletta? Sì, ma mi farò consigliare bene dai soci, dai miei amici. Ma in questo momento viaggia con che tipo di moto? Come passeggera? Come passeggera, sì. Adesso sono in attesa di scegliere. Che lavoro fa nella vita? Per il momento sto studiando. Perfetto. E questo signore me li presenti lei? Allora, lui è Dennis e lui è Antonio. E, cosa posso dire? Che anche loro sono da molti anni all'interno del club e mi hanno accolto in maniera molto serena. E ci sono molti progetti all'interno del club alle quali sono molto interessata. Dennis, che cosa vuol dire far parte di un motoclub che è già storia? È molto importante perché far parte del motoclub che fa storia, che ti riempie il cuore, ti fa trovare una famiglia e tanti amici. E questo signore chi è? Il segretario? Il segretario, super segretario. Il nome? Antonio. Cognome? Non si può dire, è tutto segreto. Antonio? Antonio? Cantarutti. Allora, Cantarutti, il presidente è un presidente esigente? È vulcanico più che esigente, poi si adatta nel durante, però è assolutamente vulcanico. Da piccolo, magari andando in giro con tuo padre, ti sarà capitato di vedere sfrecciare delle moto. Questo è un virus positivo che ti aveva già travolto da piccolino? Assolutamente da piccolino, io giocavo con le motociclette piccole invece che con le automobiline. E qual era la moto in miniatura che prediligevi? Era una moto da cross che smontavo, rimontavo, mettevo i pezzi di una sull'altra per fare le prove. E a casa la moto che è parcheggiata cos'è? Sono tutte parcheggiate in garage. Abbiamo usato il plurale, quindi quante sono? Ne ho solo 3 adesso. Prima ne avevo diverse, adesso sono rimasto solo con 2 Guzzi e un Ducati. E la moto sulla quale viaggi di più qual è? È un Guzzi California T3 del 1977. Ma salire su una moto Guzzi e salire su una? Ducati. Spiegami quali sono le sensazioni, saranno sicuramente diverse. No, sono 2 moto diverse, certo. Il Ducati è uscito come moto da pista nel 85, era l'F1, e esce monoposto direttamente.
e il Guzzi California invece è una moto che è stata progettata per la polizia americana, quindi per fare dei viaggi lunghi e rilassati. Dario Colacca, una rapida, vieni. Allora, c'è una foca e un pinguino. Questa piacerà ad ammirati sicuramente. Una foca e un pinguino che si guardano, la foca guarda il pinguino e il pinguino guarda la foca. A un certo punto il pinguino gli fa alla foca: cosa c'è da guardare tu? E la foca gli fa: io non ti guardo, io ti focalizzo. Questa è la più bella delle... Questa è meravigliosa. Anche ammirati di... Cosa c'è, Zammarchi? Un attimo, dobbiamo... L'ultima. Sì. Ci sono due prosciutti che si incontrano e uno dice all'altro: ciao, io vado a letto. E quell'altro fa: anch'io, sono cotto. E quindi bassi? C'è un uomo che va da una donnina di piacere e gli chiede: senti, quanto vuoi per farti frustare? No? E questo fa: 100 euro, vanno bene? Fa: no, 100 euro no. 500? No, 500 no. 1000, insomma, sale, arrivano 100.000 euro. Fa: per 100.000 euro ti fai frustare? Fa: per 100.000 euro sì. Fa: ma scusa, ma per quanto tempo mi frustreresti? Finché non mi dai indietro i soldi. C'è la... Come si chiama la signora? È piaciuta, si è spostata perché... Sonia, no, vieni un attimo. Puoi abbassare la mascherina, fai vedere che... Scusate, ma ho una risata molto fatto sorridere. Sonora. È Dario Colacca. Se vuoi ti do il numero, magari ogni tanto Sì, io potrei essere quella che magari inizia a ridere e tutti corrono dietro, no? Della serie. Vediamo se riesco a raggiungere quel signore là. Chi è? Quello col libro? Lo conosci? No, conosco i suonatori. Allora andiamo a conoscere questo signore che ha tra le mani un libro con un titolo particolarmente efficace: Uomini, moto, piloti e storie in Friuli, dagli anni 20 al terremoto del 76. Leone Ceccotti, Giorgio Scialino con il supporto dell'Associazione Motociclistica Friulano, editrice Forum. Cosa abbiamo voluto raccontare? Dagli anni 20 difficili per certi motivi agli anni 76, all'anno 76 difficile per un altro motivo. Questo libro nasce dalla volontà di Ceccotti Leone di recuperare tutte le testimonianze possibili nel Friuli prima che vada disperso una cultura e una conoscenza. Quindi lui si è dedicato per molti anni, circa 8 anni, a fare delle ricerche. Poi io sono presidente dell'Associazione Motociclistica Friulana, abbiamo deciso assieme col Motoclub di appoggiare questa iniziativa. Giorgio Scialino, che fa il giornalista, ci ha aiutati nel trascrivere in maniera dignitosa tutti i testi, e abbiamo voluto lasciare una traccia particolare, perché il libro non racconta solamente, non è un catalogo, ma racconta sia delle persone, dei piloti, dei meccanici, dei concessionari, dei motoclub e di tutta quella gente che ha vissuto nell'ombra, ma che comunque è stata molto importante, perché oggi siamo quello che siamo perché prima di noi tanti hanno dato le loro fatiche e il loro impegno in questo mondo. Senti, c'è un'area, a me avrebbe voglia di dire la bassa friulana, che era più vocata alla passione per le moto, o è ben distribuita? No, l'Udinese, la zona che circonda l'Udinese. Secondo te perché? Ma forse perché il mondo rurale dell'epoca neanche non faceva passare per la testa alle persone di avvicinarsi allo sport motociclistico che all'epoca era molto primordiale. Poi Udine è stato un volano, perché ricordiamoci che a Udine c'era lo stadio Moretti. Allora, mentre negli anni 30 si andava molto con i circuiti cittadini, c'erano a Gradisca di Sonzo, a Tarcento, praticamente chiudevano 3 strade e giravano in tondo, no? Mentre poi lo stadio Moretti è diventato, dopo il Montebello di Trieste, l'ippodromo, è diventato zona per fare le gare, si chiamava pista piana o dirt track. Era la pista dei cavalli da 800 metri e correvano con qualsiasi tipo di moto, ma non c'era altro, cioè in Friuli non c'era altro, quindi Udine ha fatto un po' da volano, in contrapposizione anche con Trieste, perché Trieste è una storia molto importante dal punto di vista motociclistico, molto anche forse più di noi, ma noi abbiamo voluto raccontare quello che è successo nella zona di Udine, e dove attraverso la pista Moretti migliaia di persone seguivano le gare, e questo ha fatto da volano per la passione, perché si sa, uno vede e poi copia.
Concludendo, chi sono questi 4? Allora, questi 4 sono 2 soci dell'Associazione Motociclistica Friulana, fondatori, che è Daniele Bernardis e Benito Volpe. E poi ci sono i famosissimi all'epoca in Friuli fratelli Gianni e Giuseppe Pizzo, che hanno furoreggiato per una decina d'anni vincendo i campionati italiani, ma anche perché erano dei personaggi, diciamo, particolari, erano dei fenomeni della natura, erano degli attori, proprio facevano di tutto. E qui nel libro ci sono parecchi, oltre a raccontare le storie e il curriculum dei vari piloti, ci sono degli aneddoti. Chi è questo signore? Allora, questo signore è il nostro caro amico Gianni Lavoro, per gli amici John Work. Lui è nato a Tripoli e suo papà era il Scusa, Tonuti, spostati perché sennò è difficile fare le riprese, prego. Dicevo, è nato a Tripoli, suo papà era il concessionario della Piaggio della Tripolitania, ed è importante perché ha sistemato questa motocicletta Peugeot, che è la prima motocicletta che è entrata qui dentro in questa officina. Adesso lui vi parlerà, vi spiegherà tutte le caratteristiche tecniche. Un minuto. Un minuto neanche. È la prima moto che ha comprato Roberto a Rovigo tantissimi anni fa. È una moto Peugeot, c'erano dei francesi che la vendevano, è stata portata qua. Il motore l'ha dato a me, io lavoravo, l'ho rimesso a posto, è un motore tutto particolare. Torno a ripetere, Peugeot, anzi prima di fare autovetture, faceva motociclette. Questa è una cosa del tutto particolare. Il pistone non gira così, ma gira trasversalmente alla moto. L'abbiamo messa in moto e a mezzanotte meno un quarto, una sera, gliel'ho portato una sera, io lavoravo, una sera mi dice vieni qua, e ho trovato Roberto Tonuti che correva nel cortile a mezzanotte meno un quarto con questa moto qua. Okay, quanti anni ha? Degli anni 10. Tonuti era nel cortile che girava con questa moto, Roberto Tonuti, è la prima moto che è entrata qua dentro. Hai ripetuto e poi andiamo in pubblicità? Niente, volevo dirti la presentazione che Mario, no, là, che vorrebbe dire qualcosa, che fa il raduno a valle il 5 settembre, è possibile? Dopo? Sì. Dopo la pubblicità. Andiamo in pausa e torniamo tra poco. E adesso vedete, inauguriamo questa quinta parte dello scrigno con qualcosa di straordinario. Sta arrivando un certo Garzitto da Udine che ci saluta e andiamo a curiosare assieme al nostro Bassi che pezzo da museo sta cavalcando Garzitto. Un Benelli. Ciao Garzitto. Scusa, no? Come va? Va molto bene, grazie. Raccontaci un po' che moto è. Beh, questa è un Benelli 504 TN per il modello esatto del 1937. Quindi... E quella roba che si muove cos'è? Quelle sono le valvole, questa è la valvola di scarico, questa è la valvola di aspirazione che a quel tempo facevano le valvole scoperte, quindi era altra tecnologia, però una tecnologia italiana molto avanzata per quell'epoca, come si vede dalla cascata di ingranaggi per regolare per la distribuzione delle valvole. Garzitto, questa è l'unica moto che hai a casa? No, ce n'ho circa un'altra decina tra moto giovani, tra moto moderne e moto di quest'epoca qua, anteguerra. Qual è quella che ti dà più soddisfazione? Beh, devo dire questa qua è una bella moto che ha un'importanza anche sentimentale per me, che mi ha portato a tanti giri in giro per l'Italia, per l'Europa, e quindi è una moto a cui sono particolarmente affezionato, oltre alle moto moderne, perché ho fatto anche un po' di pista e quindi ho anche delle moto moderne. Qual è stato il viaggio più lungo? Questo sono andato in Ungheria. Ho fatto un bel giro in Ungheria di circa 2000 km con la FIVA, che è la Federazione Internazionale del Motociclistica. E a consumi com'è?
meglio non è una E5 o una E6, direi proprio di no. Diciamo, se mi fai 10 con un litro vado a Castelmonte. Allora, grazie Garzitto. Noi adesso abbiamo Dario Colacca che imperversa, non mi molla mai. Allora, come diceva Bob Marley, speriamo che il tempo regga. Comunque, Per chi non avesse capito, regga. allora, la mamma dice alla figlia: ho saputo che all'asilo dici troppe parolacce. E fa: a te chi te l'ha detto? Fa: degli uccellini. E gli fa: e pensare che do anche il pane a quelle carogne. Grazie. Io vado da questa parte, caro Dario con l'H. Chi sta aspettando lei? Ah, nessuno, sto solo guardando queste meraviglie qua. Da dove arriva? Da Gorizia. Sono un rappresentante del motoclub Medeot che... Me lo può? Motoclub che Pino raggruppa? Medeot di Gorizia, che insomma Pino Medeot era un corridore degli anni che furono, morto a Bondeno con una gilera e noi abbiamo questo motoclub. Organizziamo più gare di regolarità. Adesso ce n'è una domenica, una gara di Triveneto. Senta, che attività fate, svolgete con questo motoclub? È più improntato più sulla regolarità, sulle gare da enduro. E poi ci sono questi mototurismo, un po' di mototurismo e cose del genere. Come penso quasi tutti i motoclub qua della zona. Grazie. Prego, buonasera. Allora, ritorniamo all'interno del museo di Roberto Tonuti. E lei cosa fa, signora? Io ho una grandissima passione per le moto, possiedo un sidecar, una BMW e un Caballero, che era quello che avevo quando ero giovane, da sempre. Quindi non ricamo, lei moto. No, ricamo, la prego, no. Sì. La moto quindi la utilizza da sola? Sì, assolutamente sì. Questo Qualcuno se ha coraggio di sedersi in parte lo porto via, insomma. capita? Sì, soprattutto i bimbi o i cagnolini diventano matti. E la signora alla sua sinistra, chi è? È una mia amica. Che siede lei sul sidecar? No. No, lei va con... Dica signora che si... Noi abbiamo intervistato prima. L'ho già intervistata prima, deve essere l'alta temperatura. Alle spalle di Bassi c'è questo signore che è... Buonasera, Mario Leoncini. Ecco, mi è stato di fatto suggerito perché è l'unico probabilmente che fa rievocazione con le moto. Sì, faccio parte della commissione epoca della Federmoto regionale e come tale mi occupo appunto di manifestazioni di quel genere. I motori qui sono di casa e quest'anno ricorre il centenario di fondazione della Moto Guzzi e chiaramente il comitato regionale della Federmoto non può dimenticarsene. Volevamo creare un evento un po' particolare con una location diversa dal solito. Abbiamo avuto la fortuna che la Proloco di Valle di Faedis, Valle di Sofumbergo, questo piccolo centrino e la più piccola Proloco poi italiana, ci ha accolto a braccia aperte. Di questo voglio ringraziare il presidente Speccia, il quale le prime volte che siamo visti mi ha detto: saremo onorati di ospitare la Moto Guzzi. Ho detto sì, noi non siamo la Moto Guzzi, siamo degli appassionati della Moto Guzzi, ma comunque mi fa molto piacere. E quindi colgo l'occasione, ringrazio Telefriuli, l'appuntamento è per la prima domenica di settembre, va bene, ci troveremo, faremo un ritrovo lungo la strada Udine-Cividale in un noto locale a Moimacco, da lì partiamo in colonna e saliremo a valle. La strada sarà chiusa, nel senso che sarà a senso unico, quindi sarà molto sicura nella salita e là costituiremo quello che noi abbiamo chiamato il nido delle aquile. Ecco, sarà una giornata dedicata ai guzzisti, aperta a tutti ovviamente, ma le altre moto verranno messe a parte. Ecco, sarà una giornata proprio speciale per l'Aquila. Senta, quindi 5 settembre? 5 settembre, ho fatto anche, se vuole inquadrare il nostro volantino appena stampato. Sì, adesso lo troviamo, eccolo qui, perfetto. E questa non sarà l'unica manifestazione in calendario per quanto riguarda l'attività della Federmoto. Riprendiamo
quella che è l'esposizione dinamica di moto d'epoca pre-60 a Valvasone, nella splendida Piazza Castello. Quest'anno ci riaprono le porte, è una location eccezionale, le moto saranno altamente selezionate e quindi le persone avranno modo di vederle da fermo e anche di vederle in movimento con un carosello che si svolgerà lungo le strade del paese. È un'occasione eccezionale, di questo ringrazio l'amministrazione comunale di Valvasone Arzene, in particolare il sindaco Marcus Maurmair, che ormai da anni ci apre le porte e ci offre un'occasione incredibile. Quindi ricordiamo Valle di Sovumbergo Faedis, 5 settembre 2021, il Nido delle Aquile, quindi una sorta di omaggio a Moto Guzzi, ritrova alle ore 10 presso il bar alle Tre Pietre di Moimacco, partenza in corteo e salita al Nido, bello questo termine, alle 12 accoglienza, apertura dei chioschi e festa ad oltranza. Lo ricordiamo, Valle di Sovumbergo Faedis, e saluto molto caramente Marco Speccia, che è un mio grande sostenitore anche quando si tratta di organizzare degli eventi con il coinvolgimento delle Pro Loco. Grazie. Grazie. Allora, cosa c'è, Tonuti? Racconti. Una cosa, che questa qua è una moto che ho costruito io, si chiama Toro Tonuti Roberto. Basta, è finito. Fantastico. Prova a descrivermela. È stata fatta sempre, ho trovato il motore che è del 1915. E dopodiché io ho fatto tutto il resto. Hai capito? Ho capito, sì. La ripresa per bene bassi. Prima avevo visto che hai fatto il monello e l'hai accesa mentre... Vengo di qua, che così... Vediamo che moto ha acceso il buon Tonuti. Questo qua è un Guzzi, un GTC del 38. Hanno fatto solo 150 pezzi. È una moto molto rara. Lo davano già quella volta a 150 l'ora. 150? 100 l'ora già in quegli anni. Fammi sentire la musica, va che... Tonuti, scusami, quanto può valere? Non si potrebbe dire, ma così, sui 40. 40.000 euro, eh? Ma questo è un mercato, che non mi piace chiamarlo mercato, è un mondo di grandi appassionati. Di queste moto qua le comprano i ricchi. Io queste per adesso non vendo niente. Dopo sarà la rete, vedremo cosa succederà. Non tiene il minimo però. Pete. Lo tieni o no il minimo? Sì, il tendo, dai. Adesso bisogna scaldarla, la donna. Qua lo chiamavano... È tornato Garzito. Grazie. Lo chiamavano il minimo Guzzi, il minimo paracarro, no? Perché praticamente... L'ho detto apposta. L'hai detto apposta, va bene. Praticamente... Il minimo paracarro bisogna andare su quella moto là. Questa è una moto da corsa che bisogna tenere su dei giri. Hai visto che ero poco preparato, ma poco, però mi è servito. La facciamo sentire, ma vedi che hanno messo le fisarmoniche lì, è un traffico. Noi credo che adesso andiamo a sentire per davvero le fisarmoniche, così le spostiamo senza danneggiarle e mi fai sentire il minimo che mi piace. Allora. Bassi, cosa dici? Bassi vedi cosa vuol dire quando tira su che bisogna andare in pubblicità. Caro Tonuti. Come dicono i grandi, dobbiamo fare un po' di fatturato. Se no non funziona. E se no, per forza. A tra poco, caro Bassi. E come promesso ci siamo spostati di alcuni metri. Questo è il Tempio dei Folk e Titrai, la sede storica dove ci sono gli strumenti che hanno fatto diventare grandi questa realtà folk. Roberto Tonuti, c'è anche la tua firma. Sicuramente la mia firma, perché diciamo che sono un promotore dei Folk e Titrai praticamente. L'inizio eravamo, prima ho cominciato con i Bintars, dopodiché ho lasciato i Bintars e abbiamo fatto i Folk e Titrai, che praticamente abbiamo fisarmonicista Robertino, Mario Chitaro, 85 anni e suona ancora, Tony ce n'ha di meno, però è bravo anche lui. Adesso abbiamo lasciato l'orchestra a Tony che dirige il tutto. I Folk e Titrai esistono ancora, ecco. Cosa ci fate sentire? Adesso una polchetta. E allora andiamo con la polchetta e poi ci salutiamo.
Molto bene. Vieni Dario Colacca, deve dire una cosa. Bassi. Ecco, volevamo fare un omaggio a due nostri ex componenti che purtroppo non ci sono più. Il primo è Mario Plaino, che era il nostro primo fisarmonicista, che è mancato qualche anno fa, e l'altro è Paolo Zampa, che suonava con noi e purtroppo ci ha lasciati da qualche mese. Doverosa, quindi facciamo un applauso e pensiamo a queste due persone che sono andate in cielo. Senti, ma suoni come un ragazzino. Ho questa fortuna. Questa fortuna, ma che Dio, guarda, che ti dia altri 100 anni. Io le auguro a tutti i ragazzi e quelli che stanno suonando come me che abbiano la stessa fortuna che ho avuto io fino adesso. Aspetta che secondo me potremmo chiudere ancora con un brano, però vorrei... no, ne hai una rapida? Veloce. Sapete perché l'Italia ha vinto agli europei, oltre alla bravura dei nostri giocatori? Perché? Perché erano tutti mancini. Questa era buona. Sindaco, hai tifato? Ho tifato per l'Italia, guarda, ho tifato per l'Italia, è stata veramente una grande gioia vedere la nostra squadra, questa Italia, questa nazionale meravigliosa vincere. Io non mi intendo tantissimo di calcio, infatti alla fine come tanti non avevo capito che alla fine i rigori eravamo vincenti, però dopo quando c'è stato questo boato, questa esultazione così grande, veramente penso che tutta l'Italia in questo momento così difficile ci sia un po' di speranza, Ecco. di rinascita. Ecco, tra l'altro complimenti per il titolo perché abbiamo 5 minuti, così andiamo a chiudere in maniera puntuale. Estate a Remanzacco. Esatto. Chi l'ha inventato sto titolo? Allora, questa è una manifestazione che da parecchi anni, no, questo titolo viene usato a Remanzacco per quelle iniziative estive. Sono delle iniziative che spaziano dalla musica al teatro allo sport. Ecco, abbiamo raccolto anche l'attività delle nostre associazioni, specialmente quelle delle bande. Remanzacco ha 2 bande proprio qui in Orzano, qui c'è la sede anche dei folk Titrai, abbiamo 2 scuole di musica, abbiamo anche un complesso anni 70, per cui Remanzacco devo proprio dire che è territorio non solo di motori e di moto, ma anche, come ho detto prima, di musica. Per cui in questo cartellone trova tanto spazio la musica, ma anche il teatro, lo sport e poi la lettura delle fiabe per i nostri bambini e naturalmente cinema. Ecco, abbiamo voluto creare un cartellone che porti la gente all'aperto, in piazza, perché la piazza, no, si identifica la comunità e le comunità devono ritrovarsi, come ti ho già detto all'inizio, caro Daniele. Stiamo facendo tutto questo per le nostre comunità. E noi racconteremo perché Telefriuli, T di Telefriuli e T di territorio, quindi ecco. ben si abbina. Quindi noi non molliamo. 3 minuti, mi dice il nostro Bassi. Io direi di andare con... Ne avevi ancora una? Stai mangiando formaggio? No, non è vero. Allora, oh signor. Papà, ma i drogati sono fatti come noi? Drogati sono fatti come noi? E papà, no, di più, molto di più. Sono fatti come noi. Andiamo con un brano e poi ci salutiamo. Bella questa. Ti vedo in forma nonostante i 72 gradi, caro Dario. Autobahn, la mia preferita. Tesori, grazie.
Molto bene. Caro Bassi, come dicono i grandi telecronisti, è azzurro il cielo sopra Remanzacco perché siamo campioni di Europa. Ti è. Molto bene, grazie Inghilterra, ma siamo stati superiori. Dov'è il sindaco? Venga sindaco. Dobbiamo dare la buonanotte ai nostri telespettatori e ci rivediamo a Remanzacco. Vedi, Bassi mi ha già fatto. Ciao Amirati, grazie per la tua consueta disponibilità. Chi è? Ah, eccolo qua. Guarda, ringrazia per la collaborazione Motoclub Morena Roberto Tonuti, perché il Motoclub ha organizzato appunto il motoraduno nazionale e c'è stata la tappa anche qui a Selvis di Remanzacco, via Casale Battiferro 3. Se avete voglia, chiamate, non si paga, solo per appassionati, non perdi tempo. Esattamente. Però sempre aprire le porte coi gomiti, una bottiglietta, un salamini che può arting, ecco. Sì, appunto. Molto bene. Dimmi che devo chiudere perché Bassi, se no... Volevo chiedere, ma la tappa è una piccola nana che girava qua per Remanzacco, no? L'amica del tappo. Grazie. Sindaco, grazie ancora. Grazie a voi, grazie perché ci hai dato questa opportunità. Adesso c'è lo spuntino. Buonanotte a tutti, grazie a Paolo Bassi. Ci vediamo la prossima settimana con lo Scrigno, spazio quella volta, quindi esattamente fra una settimana al Vespa Club di Udine. Ancora motori. Buonanotte, arrivederci.